Un paziente lavoro di ricerca e recupero storico, che è un patrimonio prezioso, alla scoperta di una Venezia subacquea che ha posto le basi per la città di oggi. Un volto della città meraviglioso, ma ancora poco conosciuto, anche dai veneziani. A 35 anni esatti dalla scoperta della Torre Romana nel canale di San Felice a Venezia, un'interessante pubblicazione di Franco Tonello, stampata anche con il supporto dell'Associazione Auser di Venezia, ripercorre lo stupefacente ritrovamento, impensabile per l'epoca, di questa torre romana nell'agosto del 1984. Si tratta in buona sostanza della storia di un rinvenimento di un manufatto di epoca romana giacente a 3 metri sotto il mare, in realtà è nel canale di San Felice. La cosa molto bella ed entusiasmante è che si tratta di una delle prime strutture dell'epoca rinvenuta nella laguna di Venezia. Tra i presenti all'incontro, nella sala San Tommaso in campo San Giovanni e Paolo a Venezia, anche lo studioso Luigi Fozzati, ex sovrintendente molto stimato in città. Tutta la corrispondenza che è stata fatta con la soprintendenza archeologica sull'epoca, stiamo parlando della fine degli anni 70, inizio degli anni 80, ha dato il via ad una serie di ricerche condotte dalla soprintendenza all'interno della laguna di Venezia che ci ha portato oggi come oggi alla realtà che stiamo vivendo. Molto lavoro resta ancora da fare. È da ricostruire tutta la mappatura dei siti, grazie al volontariato fatto all'epoca da Ernesto Canal, che fu ispettore onorario della soprintendenza, e poi dal gruppo del quale questa sera abbiamo sentito parlare, si sono potuti cucire tutta una serie di tasselli di puzzle che ci hanno dato delle notizie, ma il lavoro da fare è ancora tanto.